Buonasera. È tutto pieno, buonasera. È tutto pieno stasera. Un sacco di giovani. Ha visto che la signora C'è un caldo da fuori. C'è caldo. Là fuori o là dietro? Là dietro, sono tutto sudato. Ma come mai? Ma poi fa un freddo. Ma scusi, lei si asciuga il sudore e me lo fa... Specialmente che poi passa un po' di tempo. Posso andare a salutare? Ma deve salutare, certo. Ti bacio la mano a nome di tutti quelli che sono presenti. Ma è diventato un pischelletto col jeans, sai, con la scarpina, Sei innamorato per caso? Lei come sta? Sei innamorato per caso? Sempre. Sei tutto bello In pandanno oggi. Sì. Cioè lei è innamorato e le donne no? Le donne no. Beh, non è importante, signora, sono molto triste oggi. Perché? Perché stamattina c'è stato un funerale ad Ozzuvito. Poi o paese. Sì. Poi purtroppo c'è stata una disgrazia e è morto un mio paesano. No, scusi. Stava domando un cufone, come si chiama? Sì. Il barbecue. Il barbecue. Stava accendendo questa cosa, con lo spirito pigliava a fuoco e quindi hanno chiamato i pompieri. Sì. Si è visto salvato da bruciatina, solo che i pompieri ustutare a così buono che mi ho segnato. No! Cioè di quanto acqua c'è avviato, io non sapevo notare. Ma i pompieri non sbagliano, scusatelo. Vabbè. Non sapevo notare. Quindi si era salvato dal fuoco ed è morto annegato. Poi con lo scendere mi fermava la polizia. Va bene. Ma poi capisci questi poliziotti? Ma i poliziotti fanno il loro dovere, se lei ha commesso qualche infrazione... No, ho commesso nessuna infrazione. Perché l'hanno fermata? Mi hanno fermato, i documenti, io non ce n'hai i documenti, lei lo sa. Allora hanno ragione, scusi. La carta d'identità non ce l'ho perché mai sequestrare i carabinieri. Anche? Sì. Quindi la polizia l'ha fermata e non aveva i documenti. I carabinieri le avevano precedentemente sequestrato la carta d'identità? Perché guidavo senza patente. Quindi senza patente, ma insomma lei è un fuorilegge. I poliziotti mi hanno detto, lei con chi, dove vive? Dove vive? Perché non c'era i documenti. E c'è con mia moglie. Io sono italiano. E sua moglie? E sua moglie? Dove vive? Dove vive? Ci sono con mia. Certo. È reciproca la cosa, certo. E ci disse, Signore aiutami tu, dammi la pazienza. Perché l'aveva già riconosciuta, E mi disse, e tutte e due dove vivete? Cioè, insieme. Sinistra la fece sapere. Mi hanno sequestrato la macchina. Ma hanno fatto bene. Ma perché? No, applauso ai poliziotti in questo caso. Ma scusi. Perciò lei è senza patente, senza carta d'identità. Risponde così. Oh, santo Dio, santo Dio.